però mi piacerebbe seguire qualche tema che possa venire dalla platea o dalla galleria. Non abbiate timore, insomma. Griglia! Se volete scendo, griglia una. Poi una parola qualsiasi, abbiamo un vocabolario, penso, insomma, non so quanto. Cielo, cielo non ti vedo. Allora, griglia il cielo, poi? Un momento, una alla volta, un po' come a scuola, se no. Frico, griglia, cielo, fegato, ok. Luce, musica. Scusate, non so. Margherita, ok. Intanto, com'è? Lusi. Ho capito bene. Esatto, sto versivo, ok, allora intanto uso queste. Amore anche. Se mi dimentico qualcosa vi chiedo la parola e proseguo da quella, ok? Così per una volta rappo come si dovrebbe rappare, no? Senza dar di matto. Ma non mi piace tanto, non dar di matto. Allora, ricapitolando, vengo qui capitolando come un sasso che sta rotolando. Dal cielo no, saremmo il culmine, sarebbe grandine, diamine. Ho rime come lamine, le distribuisco su fogli se uso le pagine. Ho una griglia pronta ma è strana, c'è solo verdura, questa persona è vegetariana. C'è chi invece preferisce la parmigiana ma si ammutolisce perché si finisce in fili fini che attraversa i fili d'erba e dice oh merda, stasera non si cena. È pronto? Buon appetito. Faccio freestyle qua, è garantito. Rimango atterrito davanti a una primula, ma in realtà una margherita. Ho dei problemi con la botanica perché c'ho qualcosa negli occhi come nel film di Arancia Meccanica. Entro con un'altra rima, qualcuno dice provi un certo dolore al cuore, è tutta colpa dell'amore ma non muore, ti tiene vivo quel calore. Per queste persone provo pace, amore, serenità, forse quella la pace al di là dell'idea che uno ha. Potrebbe essere libertà sulle ali di, ma non è un film quindi non capitolo qui. Mi sono dimenticato le altre parole, dice che fico, forse lui è ancora sullo stomaco il frico ed è strano. Perché un friulano sta suonando con un palermitano e questa magari la congiunzione di interesse, musica che comunica a persone spesse lo stesso interesse che viaggia come se non bastasse, come se non si sapesse. Due rette in parallalasse che hanno perso l'asse, disperse nelle galassie e tu dici ma dove stiamo fluttuando? Niente, ci stiamo ascoltando, siamo in comunicazione, alieni di 4 metri. Si sono spaccati sopra i vetri delle macchine che correvano come se fosse una pista delle Polistil. Avrei bisogno di un po' di Vinavil perché sta lingua va un po' dove il dente duole. Mi dici del faro, è chiaro, parlava di luce, lui, ma intendeva il sole. Come posso trattenerlo dentro questo teatro? Come posso immaginarlo dentro un vetro? Non so, magari al retro. E mi metto così come se fossi Pietro, non di, perché qui non è politica, delusi. Un saluto a qualcuno delusi, se ho capito bene intendeva dire il sindacato, o forse ho capito male, è stato scontato, travisata la comunicazione, era distante un anno luce, non riesco a raggiungere queste persone e questo mi rammarica. È un'altra rima che cresce come se fosse un'erica, vicino a un'altra margherita, un tulipano, un pestelachi in friulano, mentre di fondo ciò che sento dal mio basso, e non è un basso fondo, ma lo sconquasso è lo stesso. Scusatevi se mi stresso. State bene adesso? Io sto bene, perché faccio quello che amo. Ed è strano, un giorno il sole lo rivediamo, quando ci salutiamo. Che cosa ci sarà nell'aldilà? Tutto quello che non sappiamo e ci immaginiamo qua. Non lo so, sono ancora vivo, poi ve lo racconterò se tornerò a rimare nel corpo di quel bambino magari, o di un'altra persona che verrà nel domani. E se non vede nessuno è perché non crede nella reincarnazione, tanto non hai il ricordo delle vite precedenti, è uguale. Scusate, divago, mi sono imberdeato come in uno spago, quello che uso per la salsiccia, ma non la mangio perché suda troppa ciccia.
E la mia tipa dice sembra una miccia e non si può, mi va sul colesterolo. Allora rimango qua con un monologo da solo, mentre lui mi fa un assolo. Ehi, vorrei raggiungervi un po' tutti, ma ho bevuto troppo, rischio di fare dei rutti, rischio di fare dei flutti gastrici. Non è il caso di complicare le vite così, siamo un po' più semplici come il sole, come la margherita, come l'amore. Siamo semplici come questo palco, come questo calore, come queste persone, come la lingua che abbiamo, che ci portiamo da generazioni in generazioni, semplici come le costellazioni, semplici come un discorso senza i paragoni. E vi saluto qua e lascio comunicare la musica, perché tutto quello che basta, già questo mi sovrasta, già questo comunica, già questo basta, già questo comunica e basta. Colgo l'occasione per ripresentarvi nuovamente. Fate un boato eclatantemente potente. Alla batteria Luca Colussi. Altrettanto, ma in realtà vorrei di più, vorrei un crescendo, perché si può sempre usare di più. Al contrabbasso e al basso elettrico Simone Serafini. Vorrei lasciarvi in compagnia di Dario Carnovale. Signore. L'applauso più importante, il penultimo applauso più importante, perché poi ci sarà una sorpresa. L'applauso più importante è per chi ha organizzato, per chi ha permesso tutto questo, dai tecnici a chi organizza, a chi mette a disposizione, al vostro comune, a voi, ma soprattutto a una persona, Flavio Massarutto. L'ultimo applauso in realtà è per voi che avete sopportato tutta questa stranezza, qualcuno con le sue reazioni, qualcuno con le altre, ma c'è stata una reazione, quindi una comunicazione. Insomma, io mi sono divertito, ho esagerato, lo so, ma vi ringrazio, umilmente vi ringrazio per avermi dato questa opportunità e per avermi fatto uscire un po' dagli schemi. Questo applauso è per voi stessi, per tutte le persone di questo teatro.